Dal 13 dicembre nei menù di ristoranti, bar, agriturismi, rosticcerie, accanto al nome delle pietanze sarà necessario inserire anche gli allergeni contenuti negli ingredienti dei singoli piatti. È quanto prevede il regolamento europeo in vigore anche in Italia da metà dicembre. Una normativa che ha fatto insorgere i ristoranti veneti. Non è possibile adempiere ad un simile obbligo, spiegano. Il nostro non può diventare un lavoro da ufficio, ma per forza di cose chi fa la ristorazione e la manipolazione dei cibi e li trasporta in piatti devono essere nelle condizioni il più possibile di lavorare liberamente. Comporterebbe ad avere pagine molto più pesanti, un menu più difficile da leggere. Impossibile indicare tutti gli allergeni, piuttosto, spiega Erminio Alaimo, presidente FIPE regionale, possiamo scrivere dei componenti, continuando con l'informazione verbale già in atto da anni. Chiedo sempre e gli dico le mie difficoltà e a volte non propongo niente oppure gli faccio mangiare dei piatti al naturale, quindi verdure, insalate, per evitare problemi. L'importante è che il cliente quando arrivi annunzi che ha delle intolleranze e che ha dei problemi e il cameriere deve essere pronto a tranquillizzarlo e trasferire soprattutto in cucina che venga fatto. È necessario ora istruire ulteriormente il personale su particolari voci delle componenti alimentari. Quando uno adopera dei preparati dell'industria alimentare, lì deve informarsi cosa c'è dentro. Tutto ruota intorno all'annosa questione della burocrazia. Basterebbe semplificare la normativa, come tra l'altro succede in molti altri stati europei, per rendere la vita più facile ai ristoratori. Basta solamente un piccolo comma che vada con una circolare ad avvisare tutti. In Europa hanno fatto due scelte che sono facoltative. Si può essere precisi creando per ogni piatto, per ogni occasione, la dicitura ingrediente per ingrediente, e lo si può fare anche a voce.